Diamo il benvenuto all'onorevole Giancarlo Galan, deputato del PDL nonché presidente della Commissione Cultura della Camera. Buongiorno e benvenuto, onorevole. Buongiorno a tutti voi. Allora, giornate intense. Fino a qualche giorno fa all'interno del PDL si pensava come ristrutturare il modello organizzativo, ritornare a Forza Italia, vedere come rientrare in sintonia con l'opinione pubblica, con i cittadini in modo più ramificato. Ieri è successo quello che è successo, il pronunciamento della Consulta che non ha dato ragione al presidente Berlusconi e quindi si va avanti e a novembre-dicembre si andrà alla sentenza della Cassazione sul processo Mediaset. Ecco, come state vivendo all'interno del PDL questa fase che da una parte cerca una strada per rivitalizzare l'organizzazione della struttura partito, dall'altra combatte con questa, diciamo, ostilità della magistratura che insomma da 20 anni circa bracca il presidente Berlusconi? Ma lei le mette in relazione, ma a me sembra che i due fatti siano diversi, non è che per, assolutamente, infatti. Ecco, cioè non è che per la sentenza di ieri della Corte Costituzionale viene meno la necessità di entrare in sintonia con la gente. Assolutamente, anzi. Quindi prosegue quella che era una necessità, perché insomma noi la necessità di rappresentare i sogni, le speranze, i progetti, i disegni del blocco sociale che è maggioritario nel paese ancora oggi resta una nostra necessità, un nostro imperativo categorico e quindi vedremo come affrontarlo. Io qualche idea ce l'ho. L'altra è una cosa alla quale dico tristemente siamo un po' abituati, insomma andare a ricercare una qualche sentenza favorevole a Berlusconi si fa fatica, no? Certo. Quindi quello sarà un problema di giustizia e avverrà adesso saranno spostati i termini a novembre. A me insegnavano all'università che c'è pur sempre un giudice a Berlino, speriamo che lo si trovi prima o poi, perché finora mi pare che siano tutti in vacanza in qualche altra località, almeno quelli che si occupano del caso Berlusconi, perché nella sentenza di ieri, io non sono abituato a commentarla, poi figurarsi commentare una sentenza del massimo organo composto di autorevolissimi esponenti. Insomma, quando ero un po' più giovane c'erano i miei professori di diritto costituzionale a presiederla anche, però sancire il principio per cui presiedere un Consiglio dei Ministri non è un legittimo impedimento, è una cosa atroce, vuol dire sancire la superiorità della magistratura sulla politica. No, questo è inquietante. Ecco, questo dico, però i due problemi sono diversi, occupiamoci di uno, preferisco occuparmi di quello dell'organizzazione del partito, del movimento, perché mi sento più adatto. Ecco, ieri poi ci sono state reazioni tipo quella di Gasparri che voleva far dimettere tutti i parlamentari in caso di atteggiamento negativo della Consulta sulla richiesta di legittimo impedimento. Lei che ne pensa di questa idea di Gasparri? Io penso che Gasparri abbia fatto, se mi permette, non voglio offenderlo, ma un pelo di confusione. Perché la sentenza della Corte Costituzionale di ieri è un fatto principalmente giuridico, certo che insomma nessuno vive in un mondo astratto, ma è un fatto giuridico che in sostanza rinvia la sentenza a novembre. Quindi quello è un conto. Ecco, io convengo con Gasparri su una cosa, ho dissentito ieri su questo atteggiamento ieri, convengo che se si decidesse, se dovessi rendermi conto di far parte di un Parlamento in cui si elimina l'avversario non con le votazioni, non con gli strumenti propri della democrazia, non con un consenso ma con una sentenza della magistratura, no, io ammetto che sarei con Berlusconi fuori dal Parlamento. Certo, quindi... Ecco, però sono un po' diversi i piani, cioè uscire ieri per la sentenza sarebbe stato sbagliato, come sarebbe sbagliato, almeno al mio giudizio, far
pagare, far scontare conseguenze o anche stati d'animo che possono anche essere comprensibili di oggi al governo attuale. Quel governo noi l'abbiamo fatto perché speriamo che aiuti l'Italia a uscire dalla crisi, quindi le vicende giudiziarie sono una cosa diversa, certo. Ecco, rispetto... Speriamo, per noi sono una cosa diversa. Ho il sospetto che qualcun altro la pensi diversamente, ma insomma lo vedremo. Sì, è una storia che va avanti da tanti anni, dalla Prima Repubblica. È lì che abbiamo perso però la grande occasione, il grande rammarico. Potevamo per davvero avere l'occasione per pacificare 20 anni di storia italiana. Potevamo fare oggi quello che hanno fatto, sia pure in diverse condizioni, quello che hanno fatto dopo la guerra i grandi De Gasperi, Togliatti, Einaudi. Ecco, potevamo. C'è mancata quella verve, quella capacità da grandi statisti, evidentemente non ci sono. E tornando al modello organizzativo, che struttura si devono aspettare i cittadini che comunque fanno parte di questo schieramento ideale, culturale che è il centrodestra? Ma io ho la mia ricetta ovviamente che dico, è molto semplice ed è aiutata dalla recente decisione di abolire il finanziamento pubblico dei partiti. Basta con il modello antico di organizzazione del partito, basta sedi in ogni località, sezioni, circoli, congressi, tessere e tutti questi orpelli che noi non siamo capaci neanche di utilizzare, che non fanno parte della nostra storia. Movimento leggero, partito leggero che si organizza per le elezioni, che raccoglie i finanziamenti e le capacità, che si riunisce un po' sul modello anglosassone. Io lo voglio ricordare, in Inghilterra c'è il finanziamento pubblico dei partiti, ma guarda caso aiuta i partiti di opposizione. Negli Stati Uniti in questo momento non ci sono le sedi dei partiti, non ci sono le spese, non c'è questa pletora poi che necessita pure di un'occupazione, di un qualcosa da fare quando le elezioni finiscono, no? Ci sono gli esempi nel mondo, prendiamo quello che c'è di meglio o dobbiamo sempre adattarci a quello che c'è di peggio? Un'ultima battuta, onorevole, lei è stato Ministro dei Beni Culturali e Presidente della Commissione Cultura della Camera, e da vecchio lavoratore del cinema le chiedo, ma perché sul settore cultura ampiamente immaginato non si investe mai, anzi si cerca, si taglia sempre e non si considera la cultura un asset per rilanciare questo Paese? Ecco, è evidente che la sua domanda mi mette una certa tristezza, perché è logico che avvenga così per chi pensa come me che la salvezza per noi, per i nostri figli, per i figli dei nostri figli venga da quel patrimonio culturale e artistico che noi abbiamo e che nessuno può uguagliare nel mondo. E si fa così perché dobbiamo dircelo. È dominante la concezione per cui con la cultura non si mangia. Ecco, che è una stupidaggine. È conti alla mano, è così. Una stupidaggine, è un delitto. Ecco, io ricordo che ero riuscito, avendo di fronte Tremonti, non un parvenu, insomma, Tremonti, a stabilire il principio che comunque alla cultura e alla ricerca non si tagliava. Ora questo principio è caduto e questo mi dispiace. Io sono al fianco del Ministro per farlo valere ancora. Un paese come l'Italia, che investe lo 0,21% del PIL quando la media europea è del 2%, è una vergogna. È peggio di una vergogna. Io le assicuro che nelle riunioni con gli altri ministri della cultura europei capisce che eravamo la prima potenza mondiale, no? Io mi vergognavo quando uscivano le cifre destinate. Mi vergognavo di fronte alla Francia, che ha 1/10 di quello che abbiamo noi, lo dico senza offesa ovviamente, ma investe molto di più. Dovremmo vivere di cultura e turismo e farli intrecciare, e invece ma io non sono pessimista, noi vivremo di cultura e di turismo,
anche perché non abbiamo altro. Tra l'altro. Abbiamo tante altre robe, per carità, un'agricoltura eccellente, alcune particolarità, ma nel mondo sono poca cosa. Insomma, se ci pensiamo, in agricoltura saremo la 15ª potenza del mondo, la 10ª, militarmente saremo l'8ª, economicamente l'11ª. Nella cultura siamo di gran lungo la prima potenza mondiale. Grazie onorevole, speriamo bene. Speriamo bene, dai, un po' di fiducia ci deve pure essere. Grazie all'onorevole Giancarlo Galan, deputato del PDL, grazie.